tutti. Grazie della vostra presenza così numerosa. È un piacere avere un pubblico così numeroso per la presentazione di questo libro che per la biblioteca è così importante. Ringrazio e saluto le socie della biblioteca, la psicologa Romina Ranieri, che è operatrice del centro antiviolenza e di casa rifugio Monte Rosa di Catanzaro, la giornalista e socia Teresa Picchelli e la protagonista della serata, Maria Procopio, autrice del libro presentato questa sera, Ritrovare Medea, dal mito ai centri antiviolenza, le parole, le storie. Psicologa e psicoterapeuta, socia fondatrice della Biblioteca delle Donne di Soverato, dove ha sempre partecipato a vari progetti ed iniziative. Ha pubblicato il libro La prima operaia, storia di una donna che ha creduto, segnalato al merito nella 21esima edizione del premio di scrittura femminile Il Paese delle Donne. Oggi Maria Procopio è presidente della Biblioteca delle Donne di Soverato, biblioteca specialistica per la diffusione dei saperi e della cultura delle donne. Istituita nel 1996 con fondi regionali del progetto Donna, la biblioteca è il luogo di pratica politica e di valorizzazione dell'autorità femminile. Cura e promuove relazioni politiche e sociali tra le donne, ma anche rapporti tra donne e uomini al fine di trasformare la cultura esistente. Collabora con le istituzioni presenti sul territorio, opera in sinergia con le scuole per educare alla cultura delle differenze, organizza manifestazioni, seminari, attività di studio e di ricerca. Per noi della biblioteca è motivo di orgoglio presentare questa sera il libro della nostra Presidente, un libro nato all'interno della biblioteca dal progetto di un seminario sulla figura di Medea e maturato alla luce di riflessioni e finalità condivise con la biblioteca. Maria si accosta a questo mito con uno sguardo nuovo, femminile, partendo dalla considerazione che i miti siano frutto della mentalità maschilista, coglie nella violenza attribuita a Medea la stessa violenza dei tanti femminicidi di oggi, riporta Medea alle radici della figura arcaica, a quel femminile divino che fa di Medea una dea positiva e benefica, che conosce il cuore delle donne, la loro sofferenza, il loro cammino, per riprendersi autorità e parola. Ed è la consapevolezza delle radici antiche, patriarcali, della violenza di genere, della logica del possesso, a creare quel legame tra passato e presente, tra Medea e le donne vittime di violenza. È la voce di Medea che accoglie le donne uccise per mano di chi diceva di amarle al confine del mondo dei vivi e le accompagna attraverso la sua storia alle radici antiche della violenza maschile sulle donne. È la voce delle operatrici dei centri antiviolenza che accolgono e accompagnano le donne vittime di violenza in un percorso di consapevolezza, un viaggio da vittime a protagoniste della propria vita, donne che incontrano altre donne. Anche per noi la lettura di questo libro è stato un percorso di riflessione. Grazie Maria per averci rese partecipi di questo viaggio.
alla psicologa Romina. Buonasera a tutte e a tutti, è un onore per me essere qua per accompagnare Maria. Porto i saluti della mia presidente, la dottoressa Matteri, che purtroppo per problemi personali non ha potuto accompagnare Maria ulteriormente in questa giornata, ma come dire, ci ricongiungiamo. A me fa molto piacere essere qui, rivedere tante notti di amiche che abbiamo lasciato a novembre, che sono state per noi di sostegno e in qualche modo continuano ad esserlo, anche Maria con questo lavoro importante. Questo libro io penso che sia speciale, sia in qualche modo una novità assoluta perché è sorprendente dall'inizio. Maria apre questo libro con un dialogo quasi che vuole essere fantastico, che riesce a congiungere il passato con il presente. Quello che mi è piaciuto di questo coro di voci tra le donne e Medea è l'idea che nell'ascolto, nella relazione si ritrova un nuovo senso anche a quello che è stato per tanti anni, no? Narrato come il mito di Medea ad opera di tanti uomini, però come sarebbe stato la lettura di quanto avvenuto di questa leggenda se fosse stata una donna a narrarlo, quali emozioni in qualche modo avrebbe aggiunto piuttosto che sottolineare quella che è l'azione, no? Compiuta e quindi finalizzata soltanto all'azione e non alla comprensione di quello che muove anche l'agito, in questo caso di donna, ma un dialogo che è bello perché ha una continuità perché dà la possibilità di parlare anche questa volta a chi nella quotidianità in qualche modo affronta situazioni che sanno un po' di impossibile. La violenza sulle donne continua ad essere un problema nazionale, internazionale e che ci riguarda tutte. Ma io direi anche tutti, e questo è bene anche ricordarlo, e Maria lo sottolinea anche in quella che è la sua introduzione, ed è importante perché non possiamo risolverlo da sole, ma dobbiamo risolverlo in qualche modo insieme, ognuno assumendosi le proprie responsabilità. Questo sicuramente è una parte che appartiene agli uomini. Importante perché ci ha dato voce, oggettivamente a noi la voce non ce la dà quasi nessuno, è sempre difficile che i centri antiviolenza e anche le donne all'interno delle case rifugio riescano a narrare la loro storia con l'importanza che dovrebbe avere. Quasi sempre vengono richiesti gli episodi, no? Quelli, così come avviene il 25 novembre, l'8 marzo, noi siamo cariche di richieste per le interviste da fare alle donne e quasi quasi in qualche modo siamo sempre resie perché ci sembra quasi una mistificazione questa storia delle donne narrate soltanto in questi giorni particolari e non viene mai data loro la giusta attenzione, no? Una continuità che è quella che ci ha offerto Maria, l'offerta alle donne che ha avuto modo di ospitare all'interno di Mondo Rosa con delicatezza e tatto, e questa è una cosa fondamentale perché si è accostata a loro come donna e quindi naturalmente tutto quanto questo è stato più facile, il racconto, non sono state disturbate dal dover ripercorrere la loro storia, anzi in qualche modo hanno vissuto quella che è la possibilità vera che hanno poi queste donne, che anche in qualche modo narro la mia storia perché sia di aiuto a qualcun'altra, e questo è il fine ultimo di questo libro fatto in questi termini, per cui io su questo sicuramente ti ringrazio, ma ti ringrazio anche perché ci sono le voci di tante colleghe oltre che la mia, ed è bello in qualche modo confrontarsi in quelle che sono le storie che ci riguardano. Noi lo proviamo a fare, per è vero che siamo sempre purtroppo molto indaffarate nel nostro lavoro anche emergenziale, ed è stato un momento di riflessione personale ma condiviso, perché anche rileggendo Liune quanto raccontato dalle altre
È stato un momento di condivisione in cui comprendi, a volte in questi lavori emergenziali ti senti un po' sola a dover affrontare tutto, e invece questo ti ha dato anche la dimensione, per quanto sai che non è così, rileggere, rivederti nelle parole delle altre è sempre un qualcosa che ti dà uno stimolo e una forza in più nel continuare a fare quello a cui noi quotidianamente vogliamo dare un significato preciso. Grazie. Benissimo, allora grazie a Dottor Siciliano e a Romina entriamo nel vivo della presentazione e cominciamo un dialogo con l'autrice del libro. Avete già detto molto voi. L'unica cosa che voglio sottolineare è la forza di questo titolo in cui appunto c'è tutto. Stasera non faremo cronaca nera perché non è quello il filo conduttore, ma come da sottotitolo le parole e le storie, cioè faremo un percorso interno della donna per capire di cosa parliamo quando parliamo di centri antiviolenza e quindi di quello che una donna prova dall'inizio, lo affronteremo alla fine, e poi naturalmente questo ritrovare Medea che è proprio importantissimo, anche ha suscitato il mio interesse già prima di sentirci, perché appunto è un libro unico davvero da leggere, da avere nella propria biblioteca, perché accanto a una raccolta sul piano tecnico che prende in considerazione il centro antiviolenza Mondo Rosa e poi anche il centro di violenza Demetra, il centro antiviolenza in casa rifugio Angela Morabito di Reggio Calabria, quindi una raccolta davvero che finora non era mai stata fatta. C'è poi questa affascinante, suggestiva riscoperta di un mito, forse anche un po' attrito e ritrito, diciamo, abusato nelle parole spesso maschili, e quindi c'è questa bellissima, solida ricostruzione, questa analisi basata su un solidissimo impianto di cultura anche classica, cui mi complimento. Però dopo tutta questa complessità torniamo a una domanda semplicissima, banalissima: cosa ti ha portato però a scriverlo questo libro? Anch'io salutare tutte le persone, tutti voi che siete qui in sala. Mi fa veramente piacere, mi emoziona vedere la sala consigliare piena. Ringrazio la vicepresidente per le sue parole, Romina, Teresa, e ringrazio tutte le socie della biblioteca e tutti gli amici e le amiche che questa sera avete voluto testimoniare con la vostra presenza il rapporto di amicizia nei miei confronti. Allora, come sono arrivata a poter poi alla fine scrivere questo libro? La cosa è stata del tutto veramente casuale, nel senso che infatti Ausilia diceva che questo libro è nato all'interno della biblioteca, perché all'interno della biblioteca, allora nel 2020, fine 2020, l'allora presidente della biblioteca, Paola Nucciarelli, attualmente past president, aveva questo progetto, diciamo, di fare una serie di seminari su alcune figure importanti del femminismo, del protofemminismo, e mi ha chiesto di fare un seminario sulla figura di Medea. Quindi è stata lei a propormi, e poi successivamente mi ha chiesto anche, perché facevamo anche delle interviste impossibili, un ciclo di interviste impossibili, di scrivere pure le interviste impossibili a Medea. Io le ho detto di sì, però in realtà avevo veramente un grande ostacolo ad avvicinarmi a questa figura, perché pur avendo letto anni prima la Medea delle voci di Christa Wolf, però in realtà nel mio immaginario, dentro di me, quello che comunque mi abitava come figura di Medea era quella delle tragedie classiche, voglio dire Euripide, Seneca, insomma, e poi successivamente tutte le altre versioni, in cui questa figura compiva poi alla fine, per vendetta, diciamo, per vendicarsi di quest'uomo che l'aveva tradita e abbandonata, e comunque arrivava ad uccidere i propri figli. E allora questa cosa evidentemente dentro di me faceva proprio un ostacolo, non sapevo, perché non potevo certo ignorare questo aspetto, però mi veniva proprio difficile capire come mi potevo avvicinare a lei, e quindi rimandavo. Però devo dire che Paola Nucciarelli non mi ha mollata, e quindi è stata lì a dire quando lo fai, insomma, quindi questa relazione, questo seminario.
se non che erano i primi anni del 2021 e mese di gennaio, mese di febbraio, e c'erano veramente delle continue uccisioni di donne per mano di uomini, generalmente i loro compagni, i loro mariti, 1 o 2 omicidi a settimana. E allora a quel punto, così come se si accendesse una lampadina, voglio dire, oppure io nel libro ho scritto come se alcuni pezzi di un puzzle improvvisamente si accostano, mi è venuta proprio ad accostare, mi è venuta questa connessione, perché mi sono detta, allora io ostacolo a avvicinarmi a questa figura perché rappresenta nell'immaginario proprio questo spirito di vendetta portato al punto estremo per vendicarsi di un uomo, di poter uccidere, uccide altre persone, ma uccide come gesto estremo i propri figli. La realtà invece dice altre cose, la realtà dice che invece nella realtà sono soprattutto gli uomini che uccidono le donne per questa difficoltà a separarsi, per quella difficoltà di pensare che una donna possa esistere al di fuori del rapporto in cui li ha visti finora a quel punto. E quindi ho detto, dico qui il mito dice una cosa ma la realtà ne dice un'altra, e allora forse posso provare a vedere da questa intuizione che mi è venuta, posso provare a guardarla questa storia proprio da questo punto di vista, e lì mi sono messa, come dire, in ricerca. A quel punto era scattato dentro di me la molla, il desiderio, l'interesse che mi portava a esplorare questa figura, che immediatamente mi era venuto questo collegamento col presente e a capire come le due cose poi le potevo mettere insieme. Io non sapevo quando ho iniziato a che cosa mi avrebbe portato questa, perché quando scrivo, qualsiasi cosa scrivo, non mi metto avendo già in mente un disegno preordinato, predefinito, ma ho un'intuizione, comincio a scrivere e scrivendo, come dire, mi si fa strada nella mente, mi si creano ulteriori collegamenti e quindi, come dire, lo costruisco così, strada facendo, quello che poi alla fine arriva ad essere un disegno complessivo. E allora poi avrò modo di dirvi nel proseguo come è stato per questo cammino. L'unica cosa che in questo momento mi interessa sottolineare, l'aveva già anticipata Osilia, il fatto che questo è un lavoro che ha le sue radici ben profonde nella biblioteca, e non solo per il progetto dei seminari, ma perché la biblioteca noi diciamo che è un luogo di elaborazione del pensiero della donna, di costruzione di sapere di autorità femminile. E allora questo libro si iscrive in quello che è il lavoro e l'azione politica che in quasi 30 anni la biblioteca sta facendo a Soverato, che di lavoro ne abbiamo fatto tanto, di scrittura anche ne abbiamo prodotto tanto, di azioni e di buone prassi nelle scuole, nella città, insomma, ne abbiamo fatte tante, e quindi questo è uno dei tasselli dell'attività proprio non solo di promozione culturale, ma di promozione di pensiero e di prassi, che le nostre prassi sono quelle delle relazioni, non le chiamiamo le relazioni politiche, che sono le relazioni tra le donne, ma tra le donne e gli uomini, con cui condividiamo le stesse finalità che ci portano a desiderare una trasformazione di questa realtà che tenga conto che il mondo non è neutro, non è a senso unico, ma è composto di tante soggettività, tra cui gli uomini e le donne, che devono riuscire a vivere insieme nel reciproco, come dire, capacità di rispettare le differenze. Quindi volevo proprio collocare questo lavoro proprio dentro alla biblioteca, perché appartiene alla biblioteca di cui io mi onoro di essere la presidente in questo momento. Allora, da Medea partiamo e poi vedremo che alla fine, in questo piccolo viaggio che facciamo, a Medea riscoperta torneremo. Quindi se vuoi rimandiamo su questa cosa che comunque continua a interessarmi, di come hai fatto a compiere questo passaggio, mi sembra un po' addito, tra la Medea, che comunque appunto figlia, vogliamo ricordare, del re della Colchide, secondo alcune varianti del mito anche figlia di Elios, quindi comunque una discendente che sta a un massimo livello di divinità, è una principessa, discende anche dalle massime divinità, quindi vive tranquilla nel suo regno. Poi l'incontro con un uomo, Giasone, la rende, come dire, la porta all'inizio di un percorso che a un certo punto diventa una discesa agli inferi. E
che sappiamo come finisce. Ora, come hai fatto a legare questa narrazione, questo tipo di narrazione alla violenza sulle donne? Lo vuoi dire adesso o lo riservi brevemente, sempre così poi passiamo alle donne? Su brevemente non ti assicuro perché non mi so. Lo so, io lo so, però se così annoio mi fa Allora, intanto proprio, come dire, l'accostamento, la connessione, vi ho già detto, si è creato appunto in maniera così, diciamo, intuitivamente. A quel punto ho cominciato un viaggio che è stato appunto tra il passato e il presente. Allora, la guida un po' che ho avuto rispetto a questo posso dirla con due pensieri, diciamo. Uno è quello di Thomas Eliot, quando dice che il passato e il presente, rispetto alla tradizione del pensiero così, che dice che passato e presente, il passato influenza, nel momento in cui si confrontano, il passato influenza e modifica il presente e il presente influenza e modifica il passato. Quindi in questo incontro che io ho fatto, in questa figura mitica del passato e le donne del presente, diciamo che reciprocamente c'è stata un'influenza e una modifica reciproca. L'altra è stata le parole che ho messo all'inizio della prima parte del libro, che le ho prese da voci di Medea, da voci di Christa Wolf, quando dice l'abbiamo indotta a mettersi in moto, e poi dice dal fondo del tempo ci viene incontro, e poi si chiede siamo noi che andiamo verso gli antichi, sono loro che vengono a noi, fa lo stesso, è sufficiente tendere le mani. E allora io mi sono sentita veramente in questo viaggio che ho cominciato di andare verso gli antichi, ma nello stesso tempo questa figura di Medea emergeva e veniva incontro a me. E come è venuto incontro? Ho cominciato ovviamente un lavoro di ricerca con tantissimi libri, però il mito era frammentato, nel senso che nei vari libri era messo un pezzettino qui, un pezzettino qui. Ho avuto la fortuna di incontrare questo libro di due dei massimi studiosi della grecità classica romana, che sono Maurizio Bettini e Giuseppe Pucci. Il libro si intitola Il mito di Medea, immagini e racconti dalla Grecia d'oggi. Questo libro è un libro veramente prezioso, per me è stato fondamentale perché al suo interno contiene sono riuscita a fare un compendio veramente di tutto quello che sono riuscita a ritracciare sulla figura di Medea, dandole una visione progressiva nel tempo, per cui sono partiti dalla Medea arcaica, in cui ci sono proprio veramente frammenti, tracce, notizie riportate da autori successivi che si riferiscono a cose scritte di cui si era persa traccia, per arrivare via via a ripercorrere, perché è stata una figura veramente potente nella passione che è riuscita a suscitare nelle persone, e ancora fino ad oggi è stata rappresentata in opere teatrali, nella pittura, nella scultura, cioè veramente un grandissimo interesse, ed è stata suscitata interesse non soltanto nella nostra cultura occidentale, ma anche al di fuori della nostra cultura occidentale, quindi veramente è una figura mitica enorme. E questo libro è proprio veramente una fonte preziosa, che a me ha permesso, in questo andare verso gli antichi, mi ha permesso di scoprire, perché io appunto non vengo da studi classici, anche se i miti per gli studi che ho fatto di psicologia, voglio dire, comunque il discorso dei miti è fondamentale. Pensiamo soltanto, per spiegare state dimensioni della psiche, pensiamo soltanto al cosiddetto mito di Edipo, poi tutto il discorso degli archetipi e dei miti nella psicologia analitica junghiana, oppure il pensiero femminista, quando ha attinto alla rilettura o al recupero di una parte della mitologia in cui aveva ancora esistenza il femminile sacro, quindi tutta la figura della grande dea. Però un lavoro così approfondito, così profondo, io sinceramente non l'avevo fatto. Di Medea avevo l'idea appunto canonica, la Medea di Euripide, la Medea di Seneca che avevo visto al teatro, anche la Medea del nostro Corrado Albano, però. E qui invece ho ritrovato la Medea arcaica, quindi ho capito quanta trasformazione, perché appunto nelle letture che ho fatto c'è un libro interessante sui miti di Jean-Paul Vernant che dice il mito è il canovaccio su cui lo richiamiamo, i popoli ricamano la loro storia, tessono poi la visione che hanno del mondo, no? E poi dice un mito vive ed è vitale
trasforma, fino a quando nello scorrere del tempo le società comunque lo rileggono, lo modificano, lo contrastano, e allora fino a questo punto il mito è vivo, altrimenti si rimane inalterato, il mito muore. E questo è stato un mito che si è mantenuto vivo proprio perché nel tempo si è trasformato. Ma questa trasformazione di Medea contemporaneamente, perché la Medea era arcaica appunto alle origini, prima di quello che è stata la cultura classica di Atene, è veramente cambiata tantissimo, perché lei alle origini era invece una figura di origine divina o semidivina, era una figura, perché nella radice del suo nome comprese il nome medicina, il verbo curare, no? Quindi era una che presiedeva i rimedi, conosceva le erbe, e aiutava le persone che la invocavano, era chiamata anche Medea dei buoni consigli. Quindi in realtà in queste versioni, nei frammenti che comunque questi autori hanno riportato, non c'era assolutamente questa visione di una dea, come dire, o di un personaggio malefico che uccideva. Poi via via, io poi cito, non vi sto a dire insomma un po', questo libro ne contiene tantissimo, cerco di selezionare alcuni riferimenti in cui pian piano in alcune versioni, man mano che ci avviciniamo, diciamo, ai tempi, cominciava ad avvicinarsi intorno all'VIII secolo, diciamo, avanti Cristo, e allora compare, prima si fa riferimento al fatto che possa uccide Belia, poi il fratello, insomma alcune versioni sì, in altre no, ma non vi sto ad abbordare con questo. Però ecco, per me è stata la scoperta che in realtà è solo nel V secolo, come Euripide, che lei le vengono attribuiti in questa bellissima tragedia, che è una bellissima tragedia, le viene attribuito l'uccisione dei figli per vendicarsi, l'uccisione di Glauce e del padre Creonte, ma soprattutto l'uccisione dei figli. E quindi per me è stato possibile far accostare le donne di oggi, vittime di violenza, con la figura di Medea, proprio perché, un po' come questa volta, perché anche questa volta ho fatto questo, ho recuperato la Medea arcaica, ma l'ho fatto anche con Corrado d'Alvaro, perché Corrado d'Alvaro nella lunga notte di Medea non uccide Glauce, non uccide Creonte, alla fine uccide i figli per salvarli dalla folla inferocita che altrimenti li avrebbe uccisi. Quindi anche lui si rifà questa Medea arcaica, e io questo incontro lo realizzo in questa intervista impossibile, in cui immagino una Medea che è come se facesse come una sorta di operazione metacognitiva, metarappresentativa, perché io ho immaginato questa Medea che si mette quasi dall'alto, diciamo, che guarda la sua storia e la racconta la sua storia e dice: la mia storia è stata questa, ma la storia l'hanno fatta gli uomini, perché è la verità. I miti li hanno, sia orali che scritti, li hanno raccontati gli uomini. Le donne non avevano voce per narrare, non avevano voce per la vita politica, non avevano voce per i diritti, erano, come dire, al servizio degli uomini e confinate nella casa, in quel sistema che nella terra del V secolo era ben, come dire, stabilito, in cui la società non era solo patriarcale, perché era la società del padre, degli uomini, così è la realtà. E quindi è da questo, diciamo, no, che ho immaginato questa figura che in questo modo, proprio per questo, poteva incontrare le donne e insieme a loro dire che la nostra storia la dobbiamo dire anche noi con la nostra voce. Grazie. Notevole aver stabilito questi legami e aver scoperto questa figura autorevole e sapienziale, quindi non schiacciata sul mito della maga magicida. E allora mi ricollego al fatto che hai già accennato alle relazioni. A un certo punto dici che il fulcro di tutto questo mondo di cui parliamo sono le relazioni tra donne operatrici, però anche tra operatrici, però anche tra donne ospiti nei centri oppure tra i centri delle istituzioni della rete. Vorrei sapere perché dici che queste relazioni sono politiche, perché sono il fulcro di tutto. Beh, dico che sono relazioni politiche, sì, perché questa è la base della nostra azione politica della biblioteca e del pensiero femminista di cui noi siamo portatrici.
Allora, il mondo si trasforma se si è in relazioni, se delle donne sono in relazione tra di loro, hanno forza e autorità, autorevolezza per entrare nel mondo e per incontrare gli uomini e tutte le altre soggettività che sono presenti e trasformarlo. Questo è stato un lavoro di relazione perché dalla biblioteca le relazioni con le operatrici dei centri antiviolenza e lì le relazioni tra loro componenti dell'equipe, tra loro e le donne con cui lavorano, ma una relazione anche col territorio, con le varie istituzioni del territorio, la relazione con se stessi, quindi come dire, non c'è trasformazione possibile, non c'è trasformazione realizzabile, non c'è consapevolezza che possa essere raggiunta se non si basa sulla capacità di essere in relazione, perché sono le relazioni che trasformano e io penso che questo Romina forse lo può dire meglio di me. Prima che Romina Ranieri risponda, volevo aggiungere la domanda, così insomma cerchiamo di avere un ritmo, di tenere un ritmo su appunto la trasformazione anche come donne, come messa in discussione il tema della risonanza su cui poi puoi anche tornare, quindi non solo fanno le donne un percorso di trasformazione ma anche le operatrici poi si trasformano. Certo, perché durante le interviste proprio quello che ho potuto cogliere, intanto devo dire che le interviste sono state veramente un'esperienza bellissima, emozionante, perché è stato un fluire delle narrazioni facili, spontanee, non c'era quasi bisogno che io facessi delle domande e c'era proprio questo gran bisogno evidentemente di portare fuori, di dare voce, di dare parola alla propria esperienza. E quindi certo, nelle relazioni, quando si lavora con situazioni difficili, intanto in qualsiasi relazione, la risonanza, perché c'è il discorso dell'intersoggettività, della reciprocità, quindi l'altro in qualche modo mi rimanda sempre a delle cose mie, tanto più in queste esperienze in cui loro si sentono chiamati in gioco, in cui accolgono il dolore dell'altro, ma il dolore dell'altro comunque le interroga come madri, le interroga come donne, le interroga soprattutto come mamme, perché ho sentito quanto si interrogano come mamme rispetto a come crescono i loro figli e le loro figlie. E quindi questo discorso è la capacità che devono avere, che hanno, di stare continuamente attente a questo risuonare dentro di ciò che è proprio, viene suscitato dalla storia, dal racconto dell'altro, e capacità di non confonderlo con il dolore, con la sofferenza dell'altra donna, perché se ci si confonde non c'è relazione d'aiuto. Ok, io posso dire che ci appartiene tutto quanto questo. In realtà, se devo raccontare la nostra esperienza, è stato un po' il contrario. Noi abbiamo aperto il centro antiviolenza, ma venivamo da un mondo profondamente maschile che era anche quello delle tossicodipendenze, dove la maggior parte sia degli utenti che degli operatori erano uomini. E quindi abbiamo iniziato sulla nostra pelle, ritrovarci tra donne e comprendere che cosa volesse dire lo stare in relazione. È diventato un bisogno, è diventato un'esigenza. La trasformazione secondo me è inevitabile e intanto abbiamo iniziato oggettivamente a pensarci come donne, e se non avessimo avuto la possibilità di avviare questo percorso proprio nostro all'interno del centro antiviolenza della casa rifugio, probabilmente su molte questioni non ci saremmo interrogate per mancanza di tempo, per mancanza di relazione anche tra donne, perché questi sono stimoli che divengono nel momento in cui c'è un ascolto profondo, ed è questo quello che deve avvenire anche nei momenti dell'incontro con le donne che in qualche modo dobbiamo sostenere. Fondamentale il cambiamento, senza cambiamento non si va da nessuna parte, non esiste alcun tipo, nessuna relazione d'aiuto, siamo in continua evoluzione e questo è fondamentale. 11 anni fa abbiamo aperto il centro antiviolenza, ma non siamo più quelle che eravamo 11 anni fa. La violenza si è trasformata, noi per prime ci siamo trasformate e dobbiamo stare al passo, perché dobbiamo essere sempre attinenti ed aiuto a chi abbiamo di fronte, ed è soltanto nella lettura, nella relazione che riusciamo a fare questo. Posso aggiungere una cosa sulla relazione? Sì, certo.
Allora, perché io ci ho tenuto tantissimo a sottolineare che la relazione è una relazione politica e che il lavoro che le operatrici fanno non è semplicemente un lavoro di tipo assistenziale, perché il lavoro assistenziale rimane, come dire, confinato nella relazione individuale in cui c'è una sofferenza e io aiuto la persona a uscire da quella sofferenza, ma è un lavoro politico perché vuole togliere le donne dal ruolo di vittima, perché l'interesse dei media, dei politici, delle cose, si sveglia nei confronti delle donne tantissimo quando ci sono femminicidi, femminicidi efferrati, e quindi sono tutte lì a dare attenzione. E però noi vogliamo vedere le donne non nel ruolo di vittima, ma nel ruolo di donne libere, che vivono la loro libertà, che si riprendono in mano la loro vita e l'autodeterminazione per la loro vita. E allora il lavoro che loro fanno è proprio questo, ridare gli strumenti alle donne, non sono loro che gli danno la libertà, ma ridare gli strumenti alle donne perché si riprendono in mano la loro vita e fuoriescono dalla condizione di vittime. Questa cosa è fondamentale. E quindi non solo, perché poi nello stesso tempo loro leggono, guardano e interpretano la società e individuano quali sono i cambiamenti che sarebbero necessari nella società, perché se non cambia la società, purtroppo questi tristi fenomeni terribili potrebbero continuare ad esserci, così come ancora purtroppo continuano ad esserci. Grazie. Allora, scendiamo un po' sul piano pratico e non so chi vuole rispondere, se forse Romina. Come inizia? Tanti di noi appunto non hanno un ruolo né istituzionale né nel volontariato, soltanto siamo lettrici o lettori. Come inizia una richiesta d'aiuto per telefono, di persona o forse da parte delle forze dell'ordine o di un pronto soccorso? C'è un filo conduttore? Direi che queste che tu hai elencato sono tutte le varie possibilità che comunque nella nostra esperienza ci sono pervenute. Noi abbiamo un numero verde che è H24, per cui sicuramente chiunque ci può chiamare, però è vero anche che forze dell'ordine, pronto soccorsi, cioè voglio dire, siamo quella fase di sostegno, soprattutto nel momento per quanto riguarda la casa di rifugio, che è necessario quello che intervengano le forze dell'ordine in un sistema che ancora vede nel momento in cui vengono allertate perché viene perpetrata una violenza, come soluzione a volte unica quella di allontanare la donna da casa piuttosto che mettere in pratica quelle che dicono le nostre leggi, che è quello dell'allontanamento a volte del maltrattante. Purtroppo sono le donne che continuano ad essere chiuse all'interno della casa di rifugio, alcune volte sicuramente perché c'è un rischio importante e quindi è utile, molte volte perché è diventata una prassi e questo oggettivamente non va bene, però siamo sempre lì, c'è il numero verde. Ti do adito di rispondere con una seria aggiungere, no, volevo solo di aggiungere a quello che diceva Romina, e che io ho rilevato attraverso i loro racconti, attraverso anche la voce diretta delle donne, veramente quanta sofferenza c'è e quanto senso di ingiustizia vivono per il fatto di dover loro abbandonare la propria famiglia, dover togliere i figli dalla rete in cui sono inseriti, dalla scuola, dagli amici, no? Perché la cosa terribile è questa, e questo è il motivo anche di tanti fallimenti di questi percorsi poi, perché le donne non ce la fanno a stare lontano, ci sono alcune che ce la fanno a vivere in questa situazione in cui comunque sono in una casa insieme con altre donne, non è più casa loro, hanno dovuto lasciare tutto, arrivano a volte non arrivano con niente praticamente perché sono dovute fuggire di corsa, e quindi veramente queste situazioni sono veramente complesse, non è facile il percorso che loro attivano, alcune hanno il coraggio e la forza di andare avanti, altre non ce la fanno. Mi chiedevo, magari quando parliamo di forze dell'ordine, di ospedali, parliamo di casi già gravi, invece come funziona quando una donna in realtà non vuole denunciare nulla e magari si approccia così per caso con una telefonata quando è ancora indecisa? Immagino che qui il vostro ruolo sia determinante, senza nel libro
e tu descrivi bene la situazione, che non bisogna forzarla a denunciare. No, assolutamente no, le donne devono essere libere di scegliere anche ciò che sentono essere nelle loro corde in quel momento storico che vivono, fare. Obbligare le donne a effettuare una denuncia nel momento in cui non sono pronte non è mai d'aiuto, anzi potrebbe metterle ulteriormente a rischio, sia loro eventualmente che i loro figli. Noi siamo sempre disponibili anche semplicemente per un consiglio. Questa è stata una telefonata di oggi, quindi chiamano anche per interposte persone, terze persone. Quello che chiediamo è sicuramente un contatto, noi ci chiamano, garantiamo anche l'anonimato, quindi è una condizione essenziale, devono sentirsi libere di poter esprimere quello che è il loro disagio senza ricevere un giudizio, perché questo poi è fondamentale. Maria ha detto un altro aspetto fondamentale: no assistenzialismo all'interno dei centri antiviolenza e delle case rifugio. Alle donne è stato fatto credere di non essere in grado. Non è compito del centro antiviolenza e della casa rifugio in qualche modo continuare su questo andazzo, perché in realtà il problema vero è sono state proprio le loro grandi capacità, in qualche modo paradossalmente, ad averle rese vittime di una violenza da parte di un uomo. Quindi questo secondo me è un aspetto importante. Le donne naturalmente poi a causa della violenza psicologica non se lo riconoscono, noi siamo soltanto lì per quello, noi siamo in qualche modo le facilitatrici, ok, di una riscoperta di se stesse, delle proprie competenze, con cui poi con ritrovato coraggio hanno la possibilità, sicuramente in un ambiente protetto, che può essere quello della casa rifugio, ma anche i percorsi dei centri antiviolenza, di rinascite importanti e bellissime, e questo è fondamentale secondo me. Sì. Volevo aggiungere alla voce di Romina proprio questo discorso che abbiamo accennato prima dell'autodeterminazione, perché l'autodeterminazione è proprio questo, ed è puntare sulle risorse delle donne e lasciare che loro facciano quello che sentono di poter fare, quello che in quel momento sembra loro possibile, senza forzarle. E questo è il grande lavoro che nei loro racconti ho trovato delle operatrici. Questo deve fare continuamente con quella spinta iniziale: adesso risolvo io il problema, devi fare questo, devi fare questo. E mi ricordo una delle operatrici che è una suora, no? E come ha messo tutto questo lavoro nel suo percorso anche di tipo religioso, insomma, che veramente il tipo di formazione importante su di sé ha fatto, e ha detto: mi spinge il senso di giustizia mi spingerebbe a dire devi fare, e poi mi rendo conto e mi dico: io non devo fare niente, io devo ascoltare e mi taccio. Allora, abbiamo detto che non vogliamo stasera quindi seguire l'idea di identificare quella o quell'altra storia e fare questa cronaca di cui già vogliamo sì. Volevo sapere quali sono però i contenuti più spesso rappresentati, magari rispondete dalle donne, se c'è, se si può fare una statistica. Statistica no, nel senso che sicuramente voglio dire se c'è qualcosa che le accomuna tutte quante, che vengono private della loro libertà in varie forme. C'è chi può subire più violenza economica, chi più violenza psicologica, se dobbiamo usare termini un pochettino più tecnici. Il problema comunque sostanziale è sempre la privazione della libertà. Sì, va bene, sui contenuti è chiaro che loro non possono. E quindi a proposito del contesto che poi porterà questo intervento da te descritto e da Maria messo in una antologizzato, diciamo, qual è il ruolo della famiglia d'origine? Perché si diceva
che spesso se c'è una rete già di protezione all'inizio c'è più forti chance di successo, mentre quando c'è il classico contesto in cui si dice te lo sei scelto, te lo devi tenere, e c'è più difficoltà. E poi magari parliamo anche del ruolo dei figli, che è molto importante. Allora, sono opzioni entrambe possibili. Sicuramente nel momento in cui c'è una famiglia dietro le spalle, non giudicante, tutto quanto è più facile, soprattutto anche nella possibilità economica dell'uscita delle donne, soprattutto se parliamo delle case rifugio, perché comunque l'inserimento nella società delle donne è assai complicato, perché continuiamo a non essere una società anche a misura di donna, soprattutto di una donna sola con dei figli, ok? E quindi riuscire a pensare di mantenerli, quindi le famiglie in questo senso sono sicuramente un grande sostegno, perché offrono un posto da cui partire, ok? Un sostegno. No, il sostegno in sé per sé, in realtà poi le donne nel momento in cui si riscoprono non lo ricercano tanto dalle figure genitoriali o delle famiglie di appartenenza, che in qualche modo anche a volte sono state il mantenimento di una cultura che mi ha portato a pensare determinate cose, tanto che io anche le ho mantenute e ho cercato di resistere in quella situazione. E poi ci sono sicuramente le famiglie giudicanti, e ancora oggi si continua a dire dove c'è scelto che lo tieni, quindi donne che non hanno la possibilità di ripartire da quello che era il loro contesto iniziale e devono riscoprirsi e ricostruirsi totalmente, che sicuramente sono percorsi più difficili, però sono essenziali, perché però anche che questa, il tramandare, questa cultura, l'idea che in qualche modo ci debba stare bene, ma che sia anche semplicemente l'arroganza, la prevaricazione o la prepotenza, perché non è che parliamo effettivamente poi dell'azione di una violenza fisica, ma ciò che è niente alle donne è proprio la prevaricazione, soprattutto mentale. Sì, volevo aggiungere rispetto alla famiglia, come ha detto Romina, l'importante quanto più facilitare il percorso di una donna che vuole fuoriuscire dalla violenza, se accanto a una famiglia che sostiene, sia dal punto di vista psicologico, relazionale, ma anche dal punto di vista di mettere a disposizione i mezzi, insomma, aiutare, però intanto dal punto di vista psicologico è importante, oppure quanto a volte la famiglia che trattiene, proprio perché appunto te lo sei preso e te lo sei voluto. Io volevo sottolineare, giusto per non fare un discorso così, insomma, a senso unico, come alcune delle operatrici hanno sottolineato, dice quanto è triste poi a volte dove nella famiglia c'è soprattutto una mamma che magari ha queste posizioni di dire no, te lo devi tenere, me lo sono tenuto io, magari anche la madre viene da una situazione di violenza, me lo sono tenuto io, te lo devi tenere tu, e sono soprattutto in alcune situazioni le madri e quindi questo richiama al fatto che parlare di maschile o parlare di femminile comunque bisogna vedere proprio veramente le sfaccettature complesse e un po' io questo lo sottolineo nel senso che è vero che come donne di strada ne abbiamo fatta veramente tanta, no? Che comunque di conquiste e di conquiste non solo in termini di diritti, di leggi e cose che ancora comunque c'è tanto da fare, ma in termini di soggettività e di affermazione della propria libertà, però ancora tanta parte del mondo femminile è custode di questa mentalità patriarcale, perché la mentalità patriarcale come dire, è un discorso di culturale, di cultura diffusa, di cui a volte, non so quanto spesso o meno, comunque le donne rischiano di essere le custodi di questa mentalità e di tramandarla, e quindi questo le madri che a volte ostacolano questo percorso, questa libertà delle figlie e che sono in questo orizzonte ancora di essere dentro questa mentalità. E invece parlando dei figli, soprattutto piccoli, figli minori, emerge dalle varie interviste che Maria ha fatto che possono avere una doppia funzione, o di deterrente, per cui la donna ha paura di perderli, di danneggiarli, uscendo fuori, denunciando, oppure di molla, che invece la spinge
a ribellarsi. Sì, dai racconti emerge proprio tutto questo, quanto i figli a volte sono una molla per restare, perché c'è la paura dell'ignoto, la paura di toglierli appunto dal loro contesto di vita, di toglierli dalla relazione col padre, perché dicono magari è un bravo padre, senza rendersi conto che comunque il fatto di vivere in una situazione conflittuale, in una realtà familiare tossica, di esporli comunque a questa violenza che viene definita come violenza assistita, non è che facciano loro un gran bene, e quindi hanno paura del discorso economico, hanno paura di mettere in moto quei processi poi anche di tipo legale in cui temono poi di potersi sentire messe nel ruolo loro di essere designate come quasi responsabili della situazione, che i figli gli possono essere sottratti. E quindi ci sono tutta una serie di elementi, però a volte sono proprio i figli, quando le madri arrivano, e io questo l'ho rilevato dai racconti delle operatrici in tutte quante loro, quanto il fatto che c'è un momento in cui arrivano a rendersi conto che effettivamente togliere i figli da quella situazione è l'unica via di salvezza per loro come madri, ma soprattutto per questi bambini, e quindi a volte sono proprio le situazioni critiche che arrivano veramente a sfiorare le situazioni di pericolo, per cui decidono di fare le valigie e spesso scappare. Noi lo chiamiamo il punto di rottura, quasi sempre riguardo i figli, o perché addirittura sono molto spesso i bambini nei momenti in cui di violenza a contattare direttamente e far intervenire le forze dell'ordine, almeno nella maggior parte di quelle che sono le ossessori per l'inserimento all'interno della casa di rifugio. Però è vero anche che, come dice Maria, le donne seguono questo processo e quindi poi comprendono, acquisiscono la consapevolezza che in qualche modo invece li hanno salvati, mentre per tanto tempo hanno pensato, perché è frutto sempre anche della cultura, di sottolineare un padre, perché è la casa di risonanza che vivono nella loro quotidianità e che in un senso comune viene continuamente riconfermata, ma viene riconfermata in qualche modo anche dopo, perché diciamo che in qualche modo sono combattenti, perché anche nel momento in cui hanno fatto questa scelta la devono continuare a fare ancora, ogni volta che vengono messe in discussione, perché non è un processo che inizia nel momento in cui dicono basta e in cui casomai trovano la forza di denuncia, ma lo devono fare di nuovo poi davanti al tribunale, l'ennesimo interrogatorio da parte del magistrato perché è necessario capire e deve riuscire. Le donne devono dimostrare la violenza che hanno subito, cioè che questo secondo me è un tassello importante. Non è l'uomo che deve difendersi dalle accuse, sono le donne che devono dimostrare ancora tutt'oggi la violenza. Noi le donne che dobbiamo istruire su come è importante nel momento in cui casomai non hanno ancora fatto questa scelta, di come è importante raccogliere le prove di quello che stanno subendo, e pensare di dover istruire lo devi fare perché se no non vieni creduta, perché questo purtroppo è il messaggio che passa come frase secondaria ad oggi, è quello che ancora succede. Brevemente no, mi venivano in mente le parole dell'avvocata intervistata, l'avvocata Paola Garofalo, che penso che la gran parte voi conoscete, che le dice, che è legale di Mondorossa, dice: quando si istruisce una denuncia bisogna essere sicuri che il processo si fa e lo si vince, perché perdere veramente significa per una donna proprio subire ancora una volta veramente una violenza gravissima, e quindi quanto è importante il fatto di dover dimostrare la violenza subita, e dice è importante che quando si porta una denuncia dei fatti bisogna portare i fatti che sono dimostrabili, altrimenti si rischia di passare dalla parte del torto. Quindi state già rispondendo a una delle domande finali che volevo fare, e tra poco c'è a che punto siamo con la legislazione, tutto quello che manca, e già in parte sta emergendo. Posso aggiungere una cosa? Velocissima. Diciamo che in questo periodo storico siamo ulteriormente vittime. Se qualcosa stava funzionando fino a poco tempo fa a livello legislativo, perché oggettivamente la violenza e le leggi
ci sono, e c'erano anche prima il codice Rossi, l'esperimento e quant'altro. Oggi questa nuova riforma della Cartabia, in cui deve essere garantita a tutti questa bigenitorialità, sta trasformando le cose in una maniera indescrivibile. Noi le stiamo tastando nell'ultimo periodo e dico che sta diventando veramente difficile riuscire a tutelare le donne e i minori all'interno delle case rifugio in cui vengono collocate da giudici, perché sono i giudici che le collocano improvvisamente. Per garantire questa bigenitorialità si fanno dei modi che non garantiscono più la protezione, e il rischio è quello anche sempre di venire a conoscenza di dove si trovano le donne e i bambini, quindi è un cane che si morde la coda, dovrebbero scegliere di che direzione andare. Stai dando veramente comunque delle notizie su cui poi anche fare delle campagne, no? Importanti. Senza arrivare, stavamo dicendo, aveva detto Romina che la violenza prima di tutto è mentale, quindi interroga forse un numero molto più ampio di donne di quanto pensiamo, e interroga nel rapporto col maschile, abbiamo detto anche tutte noi nel momento in cui ci approcciamo a questa tematica. Quindi mi chiedevo qual è il dato, per esempio, e c'è molta trasversalità sia sul dato anagrafico dell'età ma anche sulle professioni. Non sempre sono le sacche di disagio, le donne vittime di violenza, la donna straniera, magari appartenente ad altre culture, ma ho letto che c'è moltissima eterogeneità. Ti rispondo io brevemente, ti dico semplicemente che 2 giorni fa accogliamo anche le tirocinanti nel loro percorso di studi. La tirocinante che poco tempo fa abbiamo avuto all'interno della casa di rifugio ha proprio pensato questo. Chi non conosce in qualche modo questo mondo da vicino pensa che anche le case di rifugio siano piene, tra virgolette, di donne straniere, di donne povere, e invece non è così, assolutamente no. E qui c'è anche magari il tema di violenza e vergogna, Maria, e soprattutto quando magari una libera professionista che si sente autonoma, o ho detto solo un caso, poi in realtà deve approcciarsi lei dall'altra parte. Sì, questo della vergogna è uno dei motivi che spinge poi tante donne a non separarsi, oppure a non riuscire a raccontare a nessuno quello che le sta succedendo, la situazione terribile che sta vivendo, perché è veramente difficile, non dovrebbero sentirsi, una donna non dovrebbe sentirsi, come dire, avere questo sentimento di vergogna, però succede che proprio si riesce, come dire, difficilmente quando di sé si offre al mondo una visione, diciamo, di un certo tipo, no? E quindi mettiamo in moto una certa immagine di noi. È veramente difficile cambiare quell'immagine, offrire al mondo l'immagine di noi che corrisponde a quella di una donna picchiata, di una donna offesa, di una donna vittima di violenza psicologica, di violenza fisica o quant'altro. E quindi questo sentimento di vergogna che si accompagna spesso dai racconti che mi sono stati fatti, anche il senso di colpa, perché tante donne ci mettono veramente del tempo e tanta fatica per riuscire a rendersi conto che non sono loro le colpevoli di quello che sta loro succedendo. Sì, anche magari rapporti in cui sono andati bene, anche rapporti di lunga data, e poi all'improvviso c'è un cambiamento e c'è molta difficoltà ad ammetterlo. E mi diceva Maria, appunto, abbiamo rilevato insieme poi dalle pagine del libro, che forse la mentalità delle nuove generazioni non è così avanti, si può parlare addirittura di un passo indietro. Come se un paradosso, perché in realtà si va, ormai no? Ci sono temi all'ordine del giorno nelle scuole, ci dovrebbe essere una parità perfetta, quindi lato dei miei figli, tutti e 2 maschietti, e invece però forse non è così. Sicuramente parliamo, i racconti si riferiscono a 3 realtà, anche se poi le donne arrivano da diverse parti, diciamo, della Calabria, però sì, sì, la mentalità delle nuove generazioni. La nuove generazioni, sì, infatti. Allora, loro fanno un grande lavoro con le scuole, no?
no? E quindi hanno questo polso della situazione. Allora sicuramente quello delle giovani generazioni, da quello che io ho potuto rilevare, non è un discorso omogeneo, no? Per cui possiamo avere ragazzi e ragazze che magari sono abbastanza consapevoli su questi discorsi, però loro rilevano proprio questo ritorno indietro, no? Questo persistere di questa mentalità da parte dei ragazzi che devono tutelare la ragazza, che la loro ragazza deve essere quella seria, che non esce senza di loro, che si deve vestire in un certo modo se non è con loro, insomma, ecco, che non deve attirare gli sguardi maschili. E tante volte le ragazze che accettano tutto questo e scambiano tutto questo per amore, no? E quindi si, come dire, adattano ancora a questo modello che possiamo chiamare di stampo più tradizionale, diciamo, però esiste. Quindi io penso che la realtà sia molto complessa, però questo ritorno mi pare di averlo colto come preoccupazione nelle loro parole, poi c'è questo rischio di ritorno indietro, se non in tutti, però in una parte delle giovani generazioni. Sì, confermo, anche perché in qualche modo noi dopo il lockdown siamo ritornati sul territorio e non abbiamo trovato quello che avevamo lasciato, devo dire la verità. Quindi anche la pandemia in qualche modo ha esercitato un'involuzione. Tantissima involuzione, molto del lavoro oggettivamente che avevamo fatto è come se fosse andato perso, però adesso parliamo sempre di relazioni e la relazione che abbiamo avuto è stata proprio quella delle relazioni, c'è poco da fare. È preoccupante sì, confermo quello che sta dicendo Maria, continuo a pensare che questo libro possa essere un'opportunità. Parlate di un questionario? Noi abbiamo fatto un questionario, abbiamo fatto un percorso con un liceo scientifico del nostro territorio, siamo partite da novembre, abbiamo finito l'8 marzo, abbiamo voluto fare un percorso che è stato un piccolo percorso di consapevolezza, se così lo vogliamo dire, con 2 classi e abbiamo costruito con loro, soprattutto le ragazze, hanno costruito questo questionario che è stato poi somministrato a 259 mi pare tra studenti e non solo, perché c'erano anche professori e genitori. Sì, da una parte c'è tanta consapevolezza, dall'altra tanta incomprensione. Ci si pensa tanto libere, non ci si interroga sulla condizione di reale parità che c'è. Ciò che ci sciocca ancora di più è che la maggior parte degli adulti che hanno risposto a questo questionario sono quelli che continuano a perpetrare degli stereotipi, non so quali tipi di educatori si può essere rispetto al cambiamento, se non scegliamo di darci una scossa. Grazie davvero. Allora, ci avviamo verso la conclusione. Infatti una penultima domanda che volevo fare era forse un po' complicata da porre. Quindi qual è la casistica, il caso di fallimento, quando si dice che un intervento è fallito e qual è invece il successo? Si può descrivere l'idea di successo della presa in carica, quindi poi queste donne come riescono a tirarsi fuori dalla violenza e a rinascere, cioè, sempre insomma in maniera abbastanza così sintetica e se si può dire quale delle 2 parti pesi di più sulla bilancia, il fallimento o il successo? Fallimento, dipende, nel senso che questo è un nostro tassello fondamentale su cui ci interroghiamo sempre. Ok, se le donne ritornano piuttosto che agli uomini, e questo noi in qualche modo lo viviamo come un fallimento, poi ci diciamo dall'altra parte e condividiamo dentro per dice che in qualche modo noi siamo un'opportunità, siamo una possibilità. Ognuno sceglie che cosa avere su questo treno che decide di prendere. Noi lo viviamo come fallimento perché sicuramente idealmente continuiamo a dirci che vorremmo l'evoluzione di tutte quante le storie nella libertà. A volte le donne non ce la fanno per tutta una serie di condizioni, però a volte sono anche storie che ritornano. Quindi più che il fallimento io dico che a volte la cosa importante che almeno noi abbiamo scoperto è l'importanza di darci del tempo e di dare il tempo, perché la consapevolezza è un qualcosa che nasce di dentro e ognuno ha i suoi tempi, questi tempi vanno rispettati. Noi con fatica, lavorando sulla nostra frustrazione,
l'abbiamo compreso, facendoci inevitabilmente anche del male, perché non fa mai piacere, perché si sempre con il dubbio chissà cosa succederà ed è difficile convivere con questa cosa che ci aiuta la relazione a sopportare insieme a volte anche le domande che non hanno risposta e avere la pazienza di aspettare. La cosa positiva lo sappiamo, salutarle quando vanno via. E invece viceversa il successo, la fuoriuscita, come lo descriveresti? Le scrivereste? E la fuoriuscita è soltanto quando noi riusciamo a dire buona vita, quando le accompagniamo fuori, se magari abbiamo interrotto il lavoro, hanno la loro casa, continuano nella nostra relazione, ma con commozione, perché poi stringendo delle relazioni è difficile anche vederle andare via, ok? Però sappiamo che da lì in poi sarà una strada che staranno costruendo loro, con le loro forze, con la loro energia e con la loro scelta. Volevo testimoniare proprio questo, che nei racconti, nelle relazioni che mi hanno fatto, ho proprio visto questo momento in cui le donne ce la fanno e vanno via, l'emozione con cui loro lo vivono è una festa, è un momento di separazione e siccome si è stabilita una relazione affettiva molto forte e quindi questa affettività anche con un po', come dire, che non è dispiacere, però comunque è una relazione che si trasforma, ci si mette di mezzo una distanza, si è felici, nello stesso tempo c'è questa, come dire, quella tonalità emotiva che c'è nel momento in cui si crea la distanza, però loro sanno che continuano ad essere un punto di riferimento per queste donne e che loro possono ritornare anche semplicemente per comunicare che si sono fatti una nuova vita, che hanno un nuovo compagno, che hanno avuto un altro bambino e quindi spesso nel corso degli anni ritornano con una telefonata, con una lettera per dare notizie che la loro vita continua nella scia che avevano costruito insieme nel centro di violenza nella casa rifugio. Quali sono allora i buchi anche nella legislazione, poi un discorso specifico si dovrebbe fare su questa terra e viene fatto poi alla fine, che magari è in deficit ancora di più rispetto ai diritti, ma dopo questo excursus finiamo e torniamo a Medea e quindi ridiamo la parola adesso a Maria, quindi figura autorevole e sapiente abbiamo detto, quindi mi sembra che alla fine il punto sia e continua a essere la parola, le storie però la parola, quindi il prendere parola. Sì, questa per me è stata una cosa importante. Ci tenevo a dire che questa mia visitazione del mito di Medea, io questo libro lo scrivo, però ci tengo a dirlo anche questa sera, che non è stata assolutamente un mettere questa mia piccola visitazione, non la chiamo manco di visitazione perché appunto una visitazione del mito di Medea non è assolutamente, come dire, è un mio paradigma interpretativo che non vuole assolutamente mettere in discussione. Io non sono come dire, le versioni del mito esistenti, io non sono un amante della cultura della cancellazione, io penso che i libri sono una grande risorsa e che a meno che, come dire, non veicolano quei valori che sono lesivi della dignità della persona, degli esseri umani, hanno tutti quanti, come dire, una funzione, perché comunque il libro rispecchia la cultura di chi lo ha scritto, ma anche nel contesto in cui quel libro è inserito. I libri servono per interrogare la realtà, i libri servono per interpretarla, i libri servono anche per mettere in discussione e per modificarla anche profondamente. Quindi i libri tutti io voglio dire, assolutamente rispetto come dire, quelle opere che sono frutto della cultura classica. Ecco, in questo caso questa figura di Medea io come dire, mi sono presa il diritto alla parola, come penso che tutte le donne da anni stiamo facendo, di darci parola in un mondo in cui da secoli e secoli la realtà è stata narrata, la realtà
e tutti i significati, diciamo, che costruiscono il senso di realtà, è stata raccontata fino a un certo punto, fino a questo secolo precedente, diciamo, soprattutto con delle lodevoli ma rare eccezioni rispetto all'intero universo, è stata narrata soprattutto dagli uomini, e allora le donne che ci siamo prese il diritto alla parola che ci appartiene, allora per me è stato da una parte un dare parola, perché come diceva Romina ho dato loro parola, no? Non cercando di ascoltare e di dare voce alla loro esperienza, al valore della loro esperienza. Nello stesso tempo ho dato parola a me, e penso appunto perché la parola la nomina la realtà, la significa, la risignifica, perché attraverso la parola, attraverso il linguaggio si costruisce il senso del mondo che abitiamo, e a secondo di come utilizziamo le parole, a secondo di come utilizziamo il linguaggio, perché il linguaggio ci serve per interpretare e dare senso, costruiamo e trasmettiamo il senso delle parole. Quindi per me questo discorso di autorizzarci alla parola è fondamentale, ed è uno dei significati per me principali, insieme agli altri che ho detto prima, di questo lavoro che ho fatto. Questo racchiude il significato politico del tuo lavoro. Tra le altre cose, cioè la relazione politica, il senso politico del loro lavoro, di significati ce ne sono diversi, tanti, no? Però questo della parola, del prendere parola, è una delle cose importanti. Tu, Romina, vuoi aggiungere? No, io confermo, penso che una conclusione sia quello da cui bisogna partire. Maria, secondo me, ci ha visto lungo. Se partiamo da qui possiamo arrivare altrove, veramente altrove. Va bene, allora volevo concludere con questa citazione che tu hai messo nell'incipit della seconda parte di Parole di Storie. Madri, rendete forti le vostre figlie e tutto quello che ho da dire. Grazie.